Buongiorno e bentrovati per l'edicolo della provincia di Venezia. Partiamo subito con la nuova di Venezia e Mestre. In alto vedete dall'agricoltura RSA e turismo confronto caldo a San Donai, candidati sindaco. Anche a Martellago, siamo metropolitani, ci sentiamo di Serie B. Confronti, ormai questa settimana, domenica prossima si va alle elezioni, quindi questa settimana è bella calda per quanto riguarda i confronti, li abbiamo anche noi nelle nostre pagine web. Le carte d'identità dopo i passaporti attese di 3 mesi e corsa al rinnovo, vista la possibilità che il governo cancelli lo SPID, saranno necessarie per dialogare con la pubblica amministrazione e sta succedendo un bel po' di caos anche con i passaporti, lo vedremo dopo. Fondamenta e rive si sgretolano, i gondolieri e rischio navigazione, attenzione, insomma vi crollano addosso i muri. E poi tante altre notizie: San Servolo 2000 lampadine e raccolta fonda dei cittadini. Ecco la zona 30 in lungomare, meno velocità ma più sicurezza, che saranno grandi autovelox, acquavelox, chiamiamoli così. E andiamo avanti invece con le notizie, prendendo anche quelle del Gazzettino. Riforme i paletti del governo, parte il confronto, Meloni all'opposizione, siano condivise oppure le facciamo da soli. L'Alto là, non accetto atteggiamenti avventiniani o delatori, le 3 ipotesi. In A27 contromano gravemente malato e patente scaduta, si è riferito ai fatti dei giorni scorsi. Ultra Udinese, Daspo shock, fuori dagli stadi per 10 anni e sotto confessa dopo l'omicidio al bar, sono stato io. Mentre sul Corriere del Veneto vedete autonomia il giorno dei saggi, si insediano gli esperti che definiranno i LEP, il fronte del no s'allarga, 65.000 firme per fermarla. 40.000 alpini veneti verso Udine, patto contro le molestie, la donata di domenica, che poi si va anche a votare, quindi è una cosa che quando uscì fece un po' sorridere. E il nuovo passaporto solo nel 2024, vedete i fatti che abbiamo letto prima si riportano anche sul Corriere del Veneto. Qui si parla proprio del passaporto e dei problemi per riuscire ad averlo in tempi relativamente brevi. La pagina di Notizie Plus, Piazza Mercato a Marghera, ok al progetto, sgombero della polizia locale a Marghera, 6 espulsi. Altre notizie che trovate all'interno, naturalmente basta che ci entrate e andate a vedere. Per l'edicola di oggi 9 maggio è tutto, a domani.